Buonasera a tutti, buonasera, grazie per la vostra presenza qui in questa piazza Pederobba. Penso che da lassù Mario sia onorato e felice di vedere onorata la sua memoria e soprattutto il repertorio musicale che lui ha lasciato al suo paese e non solo. Cogliamo il momento per salutarlo con un bel applauso. A nome del Circolo Culturale San Bastian e dell'amministrazione comunale e del gruppo Amici di Mario Ceccato, ancora un grazie per la vostra presenza per ricordare e valorizzare il patrimonio culturale comune all'interno della biosfera BAB UNESCO Montegrappa, che Mario ha lasciato in eredità lasciandoci troppo presto. Da tempo si era formato un gruppo per scrivere un libro in memoria appunto di Mario, però nel frattempo è nata l'idea, e qui diamo un applauso a Raffaele Baratto, di organizzare un evento, una serata in onore di Mario, che con lui hanno condiviso il piacere della musica che Mario ha saputo interpretare davvero menestrello, inventando e interpretando le canzoni di casa nostra, nelle tradizioni del mondo contadino in dialetto veneto, con la sua inseparabile chitarra. Dopo il successo del 1° giugno a Cavaso, Pederobba si presta ad ospitare il Mario Ceccato Memory. Nel ringraziare quanti hanno collaborato per la riuscita di questa serata, saluto il figlio di Mario, Francesco, a quale va un grosso applauso. Nel frattempo saluto il presidente dell'Ente Opere Pia Agostino Mendramin, l'assessore Marisa De Bortoli e invito l'assessore alla cultura Maria Antonietta Perozzo a nome dell'amministrazione comunale per un saluto. Grazie. Buonasera a tutti, grazie per essere qua perché finalmente Mario Ceccato è tornato a casa, insomma. Qua a casa nostra dove è vissuto, dove ha cominciato a suonare e dove ci ha deliziato con tutte le sue canzoni. Grande il suo repertorio, specialmente di tutte le canzoni che ha scritto sulla nostra realtà, sia rurale che tutta la realtà pederobese, e siamo felicissimi di poter dire che anche con il suo disco si può ancora adesso portare a casa qualcosa del suo lavoro. E ringrazio tutte le persone che hanno pensato, che hanno collaborato, che hanno lavorato tutti questi mesi per queste serate e spero che i programmi futuri possano andare a buon fine perché ci sono delle grosse cose in ballo. E quindi io spero che, augurandovi buona serata, possiate cominciare a godere di tutto il lavoro di Mario Ceccato. Buona serata, grazie. Grazie all'assessore Perozzo. E a proposito di dischi, in entrata sono in vendita appunto i CD con le canzoni di Mario Ceccato. A questo punto io darei la parola al professor Giancarlo Cuniali, appunto, che illustrerà appunto la storia del nostro Mario Ceccato. Prego. Non l'avevo mai vista la piazza da questa prospettiva. Questa piazza nasce nel 2012, ha quindi 10, 12 anni, 13 anni, ed è forse il luogo più bello, più simbolico
per onorare la memoria di Mario Ceccato. Mario Ceccato era un uomo di piazza e di musica, di piazza e di musica. Per tutta la vita ha setacciato queste contrade, Pederobba, la Valcavasia, l'Asolano, Montebelluna, Riese. Era affamato di storie, di volti, di canzoni, di spunti, di suggestioni. Correggeva, appuntava, apprendeva, ascoltava. Ha ascoltato tantissimo, ha composto, ha rielaborato, non era mai soddisfatto, anche durante i concerti cambiava gli accordi. E poi ha sperimentato una scuola di musica e canto, coinvolgendo una ventina di gruppi musicali, 3-4 questa sera li vedremo esibirsi, che dal 1966 al 2017 hanno seguito questo astro artistico che Pederobba può vantare. Ha coinvolto una 60 di musicisti, di cantanti, e dopo il servizio militare che ha fatto in Marina fra il 1973 e il 1975 è cominciato, e proprio durante il servizio militare è cominciato quella sua idea che è diventata un progetto che Mario Ceccato ha cercato anche di sistemare, no? Perché Mario Ceccato faceva fatica a essere sistematico. Mario Ceccato è un artista, non ha la scientificità dell'ingegnere, eppure il suo merito principale è proprio questo progetto culturale, identitario. Lo ha maturato in quegli anni ancora giovanili, aveva 20, 22, 23 anni, quello di far emergere dai testi delle sue canzoni i valori e i sentimenti comunitari e cristiani, anche in una società che andava laicizzandosi, comunitari e cristiani del mondo rurale veneto. La solidarietà. Era affascinato dai nostri poveri, c'erano ancora molte famiglie povere, era affascinato dai poveri perché diceva che sono gli unici che aiutano i poveri. Un ricco che ha la pancia piena non capisce chi ha fame. Il lavoro dei campi, il lavoro del cargar montagna, e poi l'amore giovanile lo appassionava, questa energia che hanno i giovani di innamorarsi, di amarsi. Lo sradicamento degli emigrati che andavano in Brasile, erano già stati alla fine dell'Ottocento, ma continuavano anche dopo la Seconda Guerra Mondiale ad andare in Nuova Australia, in America. La tragedia infinita delle guerre. Temeva che tutti questi valori, con l'avvento della industrializzazione, dei capanon, temeva che avrebbero potuto andar persi. E questo progetto è proprio di Mario Ceccato, questo è proprio suo, è la sua anima. Questo progetto era quello di prendere questi valori, dare loro nome, parola, espressione, metterli dentro testi, musicarli in maniera tale che non andassero persi per sempre. E con la sua morte, con la morte di Mario Ceccato, di questo visionario narratore della civiltà veneta, tanti che lo avevano seguito in vita e avevano appreso da lui questa grande arte, questo grande progetto di mantenere inalterato nel tempo la memoria dei valori rurali veneti, i cantanti, i gruppi, il figlio Francesco, l'abbiamo salutato questa sera, gli amici, hanno costituito un comitato per certamente tirar fuori testi, immagini, canzoni, dischi, spettacoli, ricordi, ma soprattutto
il comitato di cui parlava Giovanni Negro è sorto perché non vogliamo più fare il grande errore che spesso noi veneti facciamo, quello di dimenticare i nostri figli migliori. Vogliamo che Mario Ceccato diventi parte di quel patrimonio della civiltà del Grappa che lui ha cantato nelle sue canzoni e che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Ecco il concerto di Cavaso di un mese fa, ecco il concerto di oggi a Pederobba, ecco l'idea del libro, ecco l'idea di nuove incisioni, di nuovi concerti. Vive Mario Ceccato questa sera e con lui vivono quelli che sono andati avanti. Rino Dalla Riva, batteria di Montebelluna, Remo Toaldo, mandolino elettrico di Cornuda, Luciano De Bortoli, chitarra, Caerano, Walter Dalpian, basso, Cavaso, Armando Tonnellato, voce, frontman di Fenere, poi di Cavaso, Davide Toniolo, chitarra, Montebelluna, Federico Suman, basso, Pederobba. Mi sembra di sentirlo, ha fatto un gesto prima Giovanni Negro, ha indicato il cielo, questa sera Mario Ceccato è contento, mi sembra di sentirlo. Dopo un periodo di silenzio, era stato male, mi pare, tornato a suonare, prima di cominciare il concerto ha detto: «Son da nuovo qua, son ancora in pie, per gustarse l'occasione de stare in compagnia con la speranza che nessun ne pare via». Buona serata. Grazie Giancarlo, esauriente la sua illustrazione sulla vita di Mario Ceccato. Dopo le parole passiamo alla musica con il primo gruppo ad esibirsi, li invitiamo sul palco. Il gruppo è Eco de Val. Grazie, buonasera a tutti, gli Eco de Val, e inizieremo con una canzone un po' triste, la canzone di Mario con la quale iniziamo è Profughi. Profughi è la guerra che non fanno gli eserciti, non fanno le persone, i comandanti, si può? Allora profughi. Come le dura dar via da sta terra, parla sarghe il posto alla guerra. Come le dura andar via da ste case e non saper se tu tornerà. Dai Grappa al Piave la prima linea per fermar l'invasione degli austriaci. Dai Grappa al Piave la prima linea e noi altri me tocca scampare. E pora la me famiglia che la pensea d'andare in Piemonte, ma il prete il dis che qua da rente posti liberi no che ne vi.
vuol far presto a cargar le carete de tut quel che se può portar via, e vuol far presto e anche a pregar in Bassa Italia me tocca andar. Profughi in Bassa Italia, femmine vesci e tosatei, uomini in forza, lo GNP, anche i bocce del 99, i va in trincea. La guerra, la guerra, la guerra, che brutta roba, che è la guerra. La guerra, la guerra, la guerra, spero che non che venga più. La guerra, la guerra, la guerra, che brutta roba, che è la guerra. La guerra, la guerra, la guerra, spero che non che venga più. Grazie. Adesso una canzone sempre di Mario che parla di un parroco, è il parroco dei Castei. È un parroco di altri tempi, quando non bastava insegnare a pregare alla gente, ma a volte bisognava anche insegnare a lavorare. Don e Toletro. Cavaso e Pederoma, che era un paese in rampega su una collina, e proprio prima che era una ceseta con un lungo campanile e tanto de preto, e che c'aveva Don e Toletro, era il prete dei Castei, e la zona era dei più ingegnosi industriali, e che c'aveva coi furgон e dei restei. L'8 di dicembre è il piena processione con poche Ave Marie e altre orazioni. E l'8 di dicembre con poche Ave Marie e questa via cantò. Gireremo intorno all'Arese conforme al nostro solito, se quei dei Castei non peccano in paradiso trottano. Gireremo intorno all'Arese conforme al nostro solito, se quei dei Castei non peccano in paradiso trottano. Dicembre del 43, chi era in processione doveva cantar così.
darem castagna agli asini, non darem castagna agli asini, non darem più castagna agli asini, le mangeremo noi. Non darem castagna agli asini, non darem castagna agli asini, non darem più castagna agli asini, canteremo sta canzone. Adesso è una canzone che ci tocca un po' da vicino, io e mio fratello Nilo, e anche ho visto altri fratelli e sorelle in zona. E la canzone è di Angio e Orci, l'origine del nome del nostro papà Orci. A 13 anni lo sapeva che la vita è dura, che anche la fortuna le avara con chi ha paura. A 13 anni aiutante apprendista, aggiustare i binari in Svizzera tedesca. In Svizzera lo sta a lavorare per 2 anni di fila, non porta a casa schei ma un mestiere lo ga in scarsella. Angelo da oie, pazienza che na poca, e parecchia i documenti e si imbarca per l'America. America, 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 cosa sarà la America? America, 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 che tutti che volano andare. America, 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 America. Per 15 anni senza mai vestirsi da festa e fussi neanche mai bagolar con una femmina. In California non esiste carestia, ma 7 di su 7 scopare in ferrovia. Carne del cervo era buona e in abbondanza, ma a forza di mangiarla si rovina anche a panza. Un mal da morir che non dà speranza, ma oggi il
caposquadra della cura sa l'usanza. La cura con l'erba selvatica che i peli rosse che ha insegnato e anche o guarise una promessa lo vuol far. È il primo dei soffioi del nome Orci se chiamerà. Quindece anni senza mai vestirsi da festa e fussi neanche mai ciacolar con una femmina. Angelo Santoro e sente nostalgia e un dì del 21 fa il grappalo il sen via. Compra un terreno e fa una casa e dopo il se sposa. E il primo dei soffioi viene al mondo del 24. E il prete lo batteva e gli dà nome Fortunato. Ma per tutti lui le orci e il fiol de Angelo. Se volete lo rifacciamo. Dunque la canzone fa esplicito riferimento a un delitto che ebbe luogo a Treviso nel marzo del 1903 e che in qualche modo rappresenta e riassume una realtà sociale ed economica che oggi spesso si tende, più o meno in buona fede, a dimenticare. Una donna venne violentemente uccisa da un uomo. E se il racconto si fermasse qui, non si tratterebbe purtroppo di una vicenda rara, mai sentita. In quel caso, però, la donna era nobile, molto ricca, e l'uomo era un suo dipendente, diremo oggi, un cosiddetto bisnente, ossia un bracciante agricolo talmente povero da possedere 2 volte niente, bisnente. Niente terre o case di proprietà e soprattutto niente, o quasi, con cui sostentare la famiglia. Insomma, da un lato la 61enne contessa Zenobia Teodolinda Onigo, detta Linda, ultima discendente seppure figlia illegittima dell'antica famiglia Onigo. Una persona molto ricca, nonché a detta dei contemporanei molto avara e persino cattiva, con vasti possedimenti immobiliari e terrieri e intrisa di una mentalità a quel tempo assai diffusa e normale, secondo cui la ricchezza e il nobile lignaggio si abbinavano automaticamente, naturalmente, a una superiorità onnicomprensiva, intrinseca, intensa, indiscutibile, tale da creare barriere invalicabili tra esseri umani. Dall'altro, Pietro Bianchet,
una persona all'estremo diametralmente opposto della cosiddetta scala sociale, un bracciante 26enne di salute precaria. La pellagra era molto diffusa tra i suoi pari di allora, anche per via di un regime alimentare che oggi diremmo poco bilanciato, ecco, che viveva con la moglie Maria e un figlio, e in attesa del secondo, a Trevignano, in un misero alloggio di proprietà della contessa, e coltivava in qualità di affittuario un paio di campi a loro volta appartenenti alla contessa. Una quotidianità che per molti di noi oggi è difficile anche solo da immaginare, costantemente frequentata da massicce dosi di fatica, fame, disagi, timori, difficoltà. Nel pomeriggio di quell'11 marzo, nel parco del suo Palazzo Onigo, in riva al Sile, la contessa Teodolinda venne uccisa da Pietro Bianchet, in maniera brutale, con 2 colpi d'ascia che quasi le staccarono la testa. Pietro si trovava in quel parco assieme ad altri fittavoli per dei lavori di manutenzione. Si era rivolto alla contessa chiedendole un prestito, un po' di grano, e soprattutto il permesso di rientrare a Trevignano per assistere la moglie che aveva partorito una bambina. Linda Onigo, che già in altre occasioni aveva reagito in maniera analoga, non ne volle sapere e oppose alle richieste un rifiuto non solo netto, ma anche, stando alle testimonianze, insofferente, astioso, malevolo. L'uomo reagì con 2 repentini colpi di accetta, l'attrezzo che stava usando per lavorare nel parco. Più tardi, quando venne arrestato, non oppose resistenza. Come si può facilmente immaginare, il fatto ebbe molta eco nell'opinione pubblica non solo locale, e buona parte dei commenti, a quel tempo non digitali, espresse riprovazione e condanna soprattutto nei confronti della contessa, che persino negli atti processuali venne definita malata di avarizia. Per la gente comune, insomma, la colpa più consistente gravava sulle spalle della contessa, che aveva in buona misura spinto il bracciante a compiere il tragico gesto. Un cronista del tempo riportò un commento sentito a suo dire in un caffè cittadino: mal morta ma ben copata. A tale diffusa ostilità contribuì forse in qualche misura anche il fatto che la contessa fosse di religione valdese, mentre l'ambiente veneto in quegli anni aveva una forte connotazione cattolica, non esente da una certa dose di chiusura e rigidità. Pietro Bianchet venne poi condannato a 8 anni e 9 mesi, una pena che oggi potrebbe apparire lieve in relazione alla vistosa efferatezza del delitto. Evidentemente il tribunale volle tener conto delle pesanti condizioni di miseria e sfruttamento in cui la vicenda era maturata e probabilmente risentì anche delle pressioni da parte dell'opinione pubblica e dei mezzi di informazione. La contessa Teodolinda. Forse tanti non conosce che nel 1903 la contessa Teodolinda d'Onigo l'è stata assassinata parmando in contadin soffittual tira storno e dispera dalla fan e la pelagra che sia stata una congiura de preciso non si sa. La leggenda la discondi d'inverno Piero Bianchet e la contessa e si incontrano.
Signora contessa, la stai a sentir queste parole che è mio da dir, la femmina piena e un altro putel che patisse la fame e so senza niente. Signora contessa è la che la pol mi preghi in danoccio sta carità, e basta sol che un sac de farina e pena che il posse e renderò. Ti permetti, scienzoso e puzzolente, di disturbarmi per queste sciocchezze? Non ti basta la parte che ti concedo? 1 su 4 la mi pare anche massa, e se non ce la fai a tirare avanti, massa di te e tutta la tua razza. Io sarò cencioso e puzzolente, ma quella è proprio una puttanassa. Mi morirò con tutta la merassa, ma quella andrà all'inferno senza la testa. E c'è pa la manera e il contadin furibondo la fa giustizia per lui e per il mondo. L'è la giustizia de disperazione contro chi non vuol capire ragion, contro chi non sa capire ragion. E contadini e servitori del contado, tutti contenti per l'avvenimento, gli ha fatto baldoria per una settimana, me pare ancora di sentirli che cantea. E gli taglia la testa, e gli taglia la testa. La signora contessa l'è andata all'inferno, senza la testa la brusa in eterno. E gli taglia la testa, e gli taglia la testa. E viva Pieretto da Trevignan, alla sua famiglia che aspetta la... Taglia la testa, la signora contessa l'è andata all'inferno, senza la testa la brusa in eterno. E gli taglia la testa, e gli taglia la testa. E viva Pieretto da Trevignan, alla sua famiglia che aspetta la... Hey, hey! Viva Pieretto da Trevignan, alla sua famiglia che aspetta la... E da ultima la nostra canzone preferita, il toccasana di una volta, al posto dei medesine si usava sta roba qua. Caffè Moro de Ordo col Crinton. Caffè Moro de Orso col Crinton, c'era questo ogni mattina a colazione. E mia nonna me diceva baby ciao, baby ciao, che fa bene. E
caffè moro de orzo coi crinton. E caffè moro de orzo coi crinton. E caffè moro de orzo col crinton. Sbattutin qua a Marsaia ed era buon. Era il premio per aver finito l'elezione. E me nonna me diceva bevi ceo, Bevi ciao, bevi ceo, che il va bene. E sbattutin qua a Marsaia e il va bene. E sbattutin qua a Marsaia e il va bene gran. Sbattutin qua a Marsaia te tira su. Anche al latte qua graspa era buon. Ed era questo come venia il raffreddor. E me nonna me diceva bevi ceo, bevi ciao, bevi ceo, bevi ciao, che il fa bene. Anche al latte qua graspa il fa bene. Anche al latte qua graspa fa bene gran. Anche al latte qua graspa te tira su. Essere boccia in quegli anni non era facile, ma che n'era manco confusione. E n'era un mondo pien de occasione. E ancora sente l'odor del caffè moro de orzo col crinton. Del caffè moro de orzo col crinton. Del caffè moro de orzo col crinton. Allora, come avete sentito prima, noi siamo gli Eco de Val. Al basso Giorgio Geronazzo. Alla batteria Roberto Bortolazzo. Alle chitarre Gigi Fantuzzi e Romano Daniel. Alla fisarmonica Nilo Zanotto. Ai cori Roberta Celantola, Lucia Martinello e Andrea Dalmolin. La voce Vito Zanotto. Grazie ancora a tutti.
mezzo col grinto. Grazie, buona serata a tutti. Ecco De Valle, un bel applauso ancora. Abbiamo un pezzo di Cavaso qui nella storia di Mario Ceccato. Ne approfitto per salutare il vice sindaco di Cavaso, Michele Cortesia. Allora dicevo, Tonino e la miniera è una canzone che evoca con efficace sintesi, in termini di concreta vita familiare, le vicende legate alla massiccia emigrazione intraeuropea che interessò il nostro paese nel secolo scorso, soprattutto negli anni 50, con particolare riferimento al grande numero degli italiani che scelsero, si fa per dire, di recarsi a lavorare in Belgio, principalmente ma non solo nelle miniere di carbone. Come è o dovrebbe essere ben noto, l'Italia uscì dalla seconda guerra mondiale in una condizione che oggi può risultare abbastanza difficile da mettere mentalmente a fuoco, anche perché ormai, magari solo per ragioni anagrafiche, tendiamo a percepire quei tempi e quelle vicende come qualcosa di molto lontano, non soltanto nel tempo, incompatibile con la vita così come noi l'abbiamo personalmente conosciuta e vissuta. Strade, ferrovie e infrastrutture in generale erano quasi ovunque assai danneggiate o inservibili. Moltissimi edifici erano nelle stesse condizioni. Il cibo in molte aree scarseggiava o persino mancava, così come il lavoro, che oltretutto nell'ambito agricolo, allora preponderante, era soggetto a inevitabili oscillazioni stagionali. In tale situazione molte persone, nella speranza di poter garantire sostentamento alle famiglie, videro come unica via praticabile l'emigrazione, andare a lavorare stagionalmente o per sempre in terre più o meno lontane ma più ricche, in cambio di prospettive meno angoscianti e di salari migliori e sicuri. Un notevole contributo in tal senso venne da un formale accordo bilaterale stipulato nel 1946 tra la neonata Repubblica Italiana e il Regno del Belgio, il cosiddetto Protocollo Italo-Belga per il trasferimento di 50.000 italiani in Belgio, che avviò una serie di accordi con cui durante l'intero dopoguerra si volle organizzare la mobilità dei lavoratori dai paesi europei mediterranei verso le realtà industriali dell'Europa nord-occidentale. Non fu proprio il primo accordo di quel tipo in assoluto, ma per la prima volta venne formalizzato l'intento, che oggi può apparire curioso, di attuare espliciti scambi tra forza lavoro immigrata e carbone, un materiale che oggi sembra abbastanza marginale, ma che allora costituiva il fondamento di tutte le attività industriali. Come risultato di quegli accordi, dal 1946 in poi, circa 300.000 italiani partirono per il Belgio, anche al ritmo di 2.000 a settimana, per lavorare in quelle miniere di carbone tuttora ricordate come teatro di frequenti tragedie. La più tristemente nota è forse quella di Marcinelle, in cui l'8 agosto 1956, a seguito di un incidente con successivo incendio che riempì di fumo ogni angolo della miniera, persero la vita 262 minatori, 95% dei presenti, di cui 136 erano italiani. Comunque il lavoro nelle miniere del Belgio, terra lontana ma meno lontana di altre, poteva effettivamente apparire vantaggioso e conveniente, anche grazie alla diffusione abbastanza consistente di discorsi e manifesti che mettevano in grande evidenza i vantaggi derivanti dal mestiere del minatore: salario elevato, forniture agevolate di carbone, viaggi ferroviari gratuiti, assegni familiari, ferie pagate, pensionamento anticipato.
Gli svantaggi invece non erano altrettanto pubblicizzati. Nella canzone Mario, a sua volta figlio di un emigrante che aveva lavorato in quelle miniere, immagina, o forse ricorda, la vicenda di un padre di famiglia che con l'approssimarsi dell'inverno e della prevista interruzione delle attività agricole capisce di dover darsi da far per ciappare qualche franco. E quindi, anche per un senso di dignità e di dovere nei confronti dei familiari, prende la sofferta decisione, appunto, di emigrare. La sera prima della partenza chiama a raccolta la prole, il suo bocete, e cerca di sdrammatizzare, descrivendo già come assai vicino il giorno in cui tornerà a casa e promettendo che porterà dei regali appositamente scelti per ciascuno dei figli. E dopo 6 mesi effettivamente ritorna, portando proprio quei regali che, anche se materialmente meno sostanziosi di come erano stati descritti, perdono molta della loro importanza se paragonati a quello di gran lunga più grande e bello. Tonin, il papà, il marito, è tornato a casa. Sa. Prova. 1, 2, 3, prova. Sì. Sì. Noi siamo gli Orsi del Piave. Per stavolta. Primo brano, Tonin e la miniera. L'inverno, l'edrio per arrivare, il lavoro nei campi per finire, la raccolta quest'anno non basta per sfamare tutta la famigliola. Un altro lavoro qua non n'è, è sempre estate zone porette per zappare 4 palanche, non resta che emigrare. Col fagotel sulle spalle, la valisa de cartone, e parte Tonin per la stazione. Le 5 della mattina e la scur come un pool, lo scur dell'inferno a pensare alla miniera. La miniera de carbon che l'aspetta domani, l'intera foresta per il nostro Tonin con tocco de pampi con sa. La sera prima di andare via, gli vecchiamà, gli suo buccette, gli vera dita che col tornerà. Il porterà a tutti un regalo, a ti Giorgio te porta un trenin, a ti Roberto un cavallin, a ti Maria una puatela e mi raccomando vostra nonna. Dopo tanti mesi a far la tavola, è tornato lì a passare le feste di Pasqua che dura pochi dì de paradiso per la famigliola. E pochi dì de paradiso con tutti i regali stati promessi, e non importa se siete biscotto, se quei veri sarà sempre un sogno. Quel che conta davvero le che Tonin e il sia tornato.
Anche mio padre è nato in Belgio come tanti. Adesso facciamo il Saison del Piave, è una parodia di quello che succedeva negli anni 70 giù per il Piave. Del Piave sapesse parlare, quante storie poterie contare, storie vecchie di attualità e tante altre che non si sa. Più altro di stani di festa, lo parle grave coi occhi illustri, copiete di ogni età, le seccate a farcia colare. E sotto le frasche sul ripiero, io l'acqua poi ali teso, e ci volea con tanta passione, e dopo le tasea le parlea con le mani. Sempre lo sole, sempre in cerca di novità, occhi lunghi e ricci all'antena, e si scondeva con strategie. Lui si scondeva con strategie, sempre brio e copiete, e si ispirava a quella passione, e dopo il tasea il parlea con le mani. Del Piave sapesse parlare, quante storie poterie contare, storie vecchie di attualità e tante altre che non si sa. Con de Nelo che dopo la pensione suonea al piano in Tencasone e suonea Paguane e Lumiere e non dormia in una casa de Viero. Incontri ad Armando in strade passione, 9 settimane in medio chieso, e parea di star con la guana, ma l'era una lumiera senza cor. Del Piave sapesse parlare, quante storie poterie contare, storie vecchie di attualità e tante altre che non si sa. Storie vecchie di attualità e tante altre che non si sa. Ora facciamo la vera storia dell'orso. Ci sono tante storie dell'orso, questa è la vera storia dell'orso, eh? Ascoltami, oh signor Reti, che andiamo bene o male, ascoltami
iniziare una storia d'un peloso animale, un orso zovineto che osmava per gustare il mitico elisir che s'era ancora in alvea. In alvea. E l'unite bonora al se mette a cercare in mezzo a una foresta ancora da esplorare. Non s'era abituato all'intrigo della boscaglia e il cuore rintronava col fracasso della mitraglia. Della mitraglia. Ma la voglia era tanta e grande era un sogno che le spenseva forte a soddisfare il suo bisogno. Ma la voglia era tanta e la fuga che dura e non vedeva l'ora di consumare la sua avventura. La sua avventura. Gira e rigira e de botta arriva a sera, le usme para il miele se converse de cera, un orso così straco e anche sfortunato, non resta altra forza che buttarsi in dormenza. E in dormenza. Il sogno lui si accorse di esserla vicino a un favo tutto stonfo di nettare divino, e come un ossesso e se buttasse a vatar non pensa che sarà anche un prezzo da un'ora. Da un'ora. Le parole tutte insieme, ricciapa ben la mira, le spuncia dappertutto, busnando tanta ira, ma come che sarà un sogno, una premonizione, buon per lui che ha il modo di imparare una lezione. Una lezione. E la storia se finia e non ha niente di speciale, se no che con la struma de Toraniel. E la storia se finia e non ha niente da insegnare, che il boccia sa che gli orsi non gaiali per volare, per volare. Non vai ali per volare, per volare. Grazie mille. Ora facciamo una canzone su Pederoba, la canzone di Pederoba proprio. Petra Rubla.
tutto il mondo è paese. Paesi sono mondi che si trovano al centro dell'universo. Ogni casa di paese legata al suo mondo, ma la casa delle ombre era diversa. Diverso il suo colore, diversa la sua gente. Sulla strada che dal fiume porta il cielo, sulla strada che dal cielo porta all'infinito. E la casa delle ombre non erano i fantasmi, ma i topi innamorati che ballavano. Certe notti era il vento che batteva sulle imposte, raccontando agli ubriachi storie oblique. Galera di confine, bordello per gerarchi, sulla strada che dal fiume porta il cielo, sulla strada che dal cielo porta all'infinito. Petra rubla, Petra rubla, Petra rubla, sulla strada che dal fiume porta il cielo. Petra rubla, Petra rubla, Petra rubla, sulla strada che dal cielo porta all'infinito. Grazie. Adesso parliamo di un ritrovo di tanti anni fa, il Filò. Plena sera fredda d'autunno, viento Marietta, viento anche a te. Saremo in tanti in testa la di cenci, saremo in tanti a fare il filò. Saremo in tanti in testa la di cenci, saremo in tanti a fare il filò. Venirà Bepi con sua sorella, e sarà Tony e la sua morosa. E la vecchia Ieia me conterà le storie del Mazarol. E la vecchia Ieia me conterà le storie del Mazarol. Filò, 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 vien tu Marietta, filò. Mazarol era un mostriccio coi vestiti tutti rossi e
il portea via la gente e la scondea trionfioso. Il portea via la gente e la scondea sola in balcone. Ma la beccia ella me contea che il Mazzarol non l'ha mai visto e che l'era una scusa di giochi e di sposetti in vena dei corni, e che l'era una scusa di giochi e una visione dei piedi del fam. Filo, 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 vieni tu Marietta, filo, 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 vieni tu Marietta, filo, 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 vieni tu Marietta, filo, e filo, 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 vieni tu Marietta, filo. Allora, come ho detto, noi siamo gli Orsi del Piave, un gruppo improvvisato per la serata. Abbiamo Gigi Fantuzzi alla chitarra, Roberta Cerantola, Andrea Del Molin, Lucia Martinello e Ivan Zelonazzo alla chitarra. Io sono David Andreazza. Ultima canzone e dopo spazio agli altri. Ti ricordi domani dei tempi passai quando s'era ancora potei, quando chi invece di andare a scuola o a giocare ne mandea sotto paroni a lavorare e non era 8 le ore di scopo, un desetto di se anche di più. E alla sera stracchi e pieni di fame si torna a casa e si catea quasi sempre sto penar. E tocciami e tocciami e toccia su sta ringa, e tocciami e tocciami e toccia la polenta, e tocciami e tocciami e toccia per una settimana. Sta ringa attaccata sul travo con tocco di sparo. Manco mal che adesso i tempi è cambiati e che adesso sta vivendo, ma ste nuove generazioni le par straviate con la testa piena di seste e di monade. Di sicuro la colpa non le so che so, forse è il mondo che vuoi così, ma se penso di far qualcosa di più serio potrei tornare ancora ai tempi che ringa. E tocciami e tocciati e toccia su sta ringa, e tocciami e tocciati e toccia la polenta, e tocciami e tocciati e toccia per una settimana. Su sta ringa attaccata sul travo con tocco di sparo.
Ma che pensi tu, baby, da quando tuo mare di tu che dava ancora del voi? Allora poi invece che n'era rispetto e su di più, adesso invece i vien puiati in te incanto. Ti ricordi tu ancora di quei che partia, giro per il mondo in te allora? In ogni paese vide qualcuno, sapeva la valigia, che era stufo dei mediovi de ringa. E toccami e toccati e toccia su sta riga, toccami e toccati e toccia la polenta, e toccami e toccati e toccia per una settimana. Su sta renga attaccata sul travo con tocco di spago. Grazie mille. Alaska, 9 aprile 1903, dal racconto di un testimone diretto. Ben saldate le slitte con le catene dei cani, scendemmo a precipizio tra i due fiumi attraverso la foresta, seguendo i segnali incisi sulla corteccia degli alberi, sino a quando ci aprimmo la strada verso lo slargo dove stava la baracca di Jack Costa, sul fiume Pedro. Come fermammo la muta degli Aschi davanti alla casa, vedemmo la testa di Big Jack Costa spuntare dal profondo pozzo che si apriva vicino alla soglia. Il suo faccione era contratto, segnato dall'eccitazione e da una profonda emozione, senza preoccuparsi minimamente di chi fossero gli sconosciuti che stavano lì, in piedi davanti a lui, all'imboccatura del suo pozzo, gridò con tutto il fiato che aveva in gola, con quella sua voce rude ma vibrante di una gioia irrefrenabile: "Oh, by God, I got the gold!" "Oh, per Dio, ho trovato l'oro!" Aveva appena scoperto l'oro nel pozzo. Quella era la prima consistente vena aurifera scoperta da questo lato del fiume e lui era letteralmente sopraffatto dall'improvvisa fortuna che gli era capitata. Jack Costa aveva faticosamente scavato moltissimi pozzi a Forty Mile, a Birch, a Fate, a Hope, a Charity e in qualche altro centinaio di fiumi senza nome nelle colline del Tanana. Ma proprio adesso, in quel momento, dopo anni di lavoro e sconfitte, la fortuna gli aveva sorriso. Forse furono anche ricordi e visioni dell'Italia, della vecchia casa e della vecchia mamma della ragazza che aveva lasciato per venire in America, del vigneto, del torchio, della famiglia. Fatto sta che Big Jack, quell'uomo così grande e grosso, pianse mentre ci raccontava, balbettando, di queste cose e dell'oro nel pozzo vicino alla porta della sua baracca. Ecco, questo brano, tratto da un libro dedicato a un uomo che partecipò alla grande corsa all'oro nelle regioni dell'Alaska, racconta un evento che poteva letteralmente ribaltare le sorti di una persona, un evento sognato e inseguito da tutti i cercatori, anche a costo di enormi pluriennali fatiche e sacrifici, la scoperta di una solida vena aurifera.
Quell'uomo era Giovanni Dalla Costa, partito 19enne nel 1887 dal suo piccolo paese, Costa Alta, frazione di Pederobba, per una lunga serie di spostamenti e di esperienze ben diverse da quelle che fino ad allora aveva conosciuto. Un percorso che si snodò soprattutto in quelle mitiche Americhe che, stando a quanto si diceva, garantivano grandi opportunità e prospettive di lavoro, libertà, guadagno e persino ricchezza. Una storia, la sua, decisamente avventurosa e variegata, densa di molti aspetti tipici delle umane vicende, desiderio e ricerca di un personale successo, termine dal significato assai elastico, tenacia, orgoglio, ambizione, speranza, paura, sogni e realtà, partenze, ritorni, gioie e frustrazioni. Tutto condito dai legami da sempre seducenti e dibattuti tra le personali scelte e azioni e la degli eventi, quella sorte che noi siamo soliti chiamare, a seconda degli esiti, fortuna o sfortuna. Una storia avventurosa ma anche impervia, legata alla vasta emigrazione che in quegli anni interessò, soprattutto nelle aree rurali, la neonata Italia unitaria, con le sue diffuse miserie e povertà, spesso abbinate a cattive condizioni sanitarie e a malattie insidiose come pellagra, tifo, difterite. Quando nell'autunno dell'86-800 un incendio distrusse completamente la casa dei Dalla Costa, assieme alle provviste accantonate come ogni anno per affrontare l'inverno, l'emigrazione apparve come unica scelta concretamente possibile. Giovanni andò in Francia, dove lavorò nelle miniere di carbone. L'anno dopo, deluso dai risultati ottenuti, si imbarcò per le Americhe, dove inizialmente operò per altri 4 anni nelle miniere di carbone vicino a Seattle. Poi, dopo molteplici vicissitudini, Jack Costa, come là lo chiamavano, si trovò coinvolto nella corsa all'oro, anche assieme al fratello Francesco, ovviamente Frank. E in Alaska, in quelle terre remote e inospitali che mettevano a durissima prova le umane forze, non solo fisiche, Jack Costa effettivamente trovò l'oro, parecchio oro, tanto da permettergli, dopo 19 anni dalla partenza, di tornare a Pederobba come uomo ricco e di costruirsi una famiglia e una nuova attività senza più le difficoltà e le sofferenze che lo avevano in larga misura spinto a partire. Il lieto fine non si rivelò però definitivo. La prima guerra mondiale, che in queste zone fu abbastanza presente, tolse a Giovanni quasi tutto ciò che era riuscito a ottenere con tanto lavoro e tanto impegno. Nella canzone L'oro in Alaska, Mario focalizza l'attenzione sulla prima parte dell'avventura, dalle decisioni che spinsero Giovanni a partire fino a quel suo ritorno da vincitore che venne percepito come una sorta di meritato premio. Cerca de oro in quei tempi remoti non era proprio una impresa per tutti, ma per nani dalla costa le bastava che pochi minuti. Pochi minuti per pensare che sarà e dopo via de corsa l'avventura. California, spiaggia dei sogni e degli
libertà de haber fortuna, de esperar ser fatigar, in mezzo a gente di ogni razza, ladri assassini, senza pietà. Dopo quasi 3 anni passati in California, una strada nuova se verde Pannani, la strada che lo porta verso l'oro, l'oro dell'Alaska. Pochi minuti per pensare che è ora, e dopo ya de corsa l'avventura. Alaska pianeta per pochi astronauti, misteriosa chimera de oro e de libertà, libertà de andar avanti senza paura de nessuno, in mezzo a tempeste e tormente di sta e d'inverno, desolazione. Era in terra d'Alaska, inizio Novecento, l'oro brilla come una cometa, la cometa dei tenaci come nani dalla costa. Per Pinti Achilli è un sogno via in realtà, con l'oro in scarsella se poi torna. Tornare in Italia a vedere Europa, paese distante, aridi sogni e di libertà, libertà di tornare che vivo per sposarsi e ripartire in Alaska a far la luna de miele, la sarga è una storia a chi non che n'ha. Le sábado de sera e mi sente la fievera per farmi passare, bisogna che vai subito in discoteca a ballare, i capelli sono ben pareggiati, mi son fatto la permanente con tutti i ritè, come va de moda tra i bibei o fighe, la vespetta le lustra e son bel vestì, con la giacchettina suonata in boutique, e la pronta come quelle cowboy, tenervi in banda per essere i miei. Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll my soul.
è il vento che ci fa cambiare gli accordi. Le pagine. Marca. Guarda, guarda il mondo, guarda, guarda qua, quanta gente nuova si muove sul Marca, e Nani non si fida, non le abitua, sta economia globale fra proprio bestemmare. Quanti personaggi pingordi dei Porsei, studi e stratagemmi de fari schei coi schei, e Nani per fidarse e se amano al furgo, ed adesso lo si consola svodando bottiglione. I politicanti per televisione, tutti contro tutti e tutti chiare son, e Nani non capisce e va in confusione, e manda tutti in mona e si tacca il bottiglione. Vale, 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 vale rosse, gialle, blu, ma stai attenti tutti, perché Nani ormai le stu. Affari, 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 affari sempre manco ciari, perché onestamente gli è proprio tempi amari. Guarda, guarda il mondo, guarda, guarda qua, ma non stai preoccuparve, perché Nani, perché Nani, perché Nani, perché Nani si addormenta. Grazie. (8 maggio 1848). Lapide in via del Mulineto, la ricorda una storia de coraio, e vorria cantare a tutto il mondo le parole che si vede scritte su, ai martiri Giacomo e Giuseppe Stramar, caduti per l'indipendenza. L'8 de maio del 1848.
filosofo Giuseppe Bianchetti ispirati, e dal conte Guglielmo Donigo organizzati, i parenti stramare da Sora a San Bastian, tenté un'imboscata per far che perder tempo all'imperial armada del general Noguer. Dal Friuli il Feltro gli venia per andar da Radeschi in Lombardia, ma arrivati sotto San Bastian e a Ciampana tempesta de Pierrot, i cruchi era incassati, non si aspetea sta maledizione. Noi pensiamo che a Pederoba gli avesse un cor da leone. Tra Onigo e Corduda che era patrioti, dragoni pontifici del general Ferrari, che spente ai rinforzi dal general Durango, ma prima di questi le arriva il Noguer. Dei patrioti e dragoni non le resta più niente. Dice anche a destra mare, ed è come la sua storia va a finire. Non si può dire che stati fortunati, ma il prezzo dell'idea lo fa il destino. I parenti stramare gli acciappati, scondesti su per il cammino. L'8 de maio del 1848. Grazie mille. Adesso qualcosa di più felice. Festa in piazza. Il 13 di giugno e le feste in piazza, stasera che ne sagra in piazza Sant'Antoni. Il pal della cuccagna alle 3 di che spetta, e il figlio con le pignate lo ave che tira. Stasera la banda la suona per tutti, la suona per i bei e anche per i brutti, per quei che non l'ascolta e quei che beve le ombrette. Polenta e organiche preso le costesine e tante damigiane de vinde che il buon, e quel de comitato gli è tutti da faradi, a tirar su palanche. Stasera se balla con l'armonica e il violino, se balla il tango, il valzer e la polka, e dopo contenti se va a casa a dormire.
Grazie mille. E con questa abbiamo concluso la serata. Io ho concluso la serata, è vero. Ce n'è un'altra che canta il nostro Luciano. Sì. Io non ne avevo più per cantare. Intorno alla lingua. Monfenera Blues. È il vero titolo. Bravissimo. Zaino e scarpone, spada
intorno alla ring, do fette de puenta e un fiasco de vin, e intorno alla ring, do fette de polenta e de forma e pinchón. Adesso sì, scusami Ciano. No, tranquillo. Bene, credo che questi musicisti abbiano onorato al meglio il percorso artistico di Mario Ceccato, che salutiamo ancora con un applauso. Un grazie a tutti i componenti, quelli che hanno lavorato. Un nome anche che bisogna anche ringraziare ed è Roberto Forner. Un bel applauso anche a Roberto Forner. Un grazie a voi tutti, un grazie al circolo, un grazie all'amministrazione comunale, alla protezione civile, a quanti hanno partecipato questa sera con Mario Ceccato, Gente Veneta. Vi abbiamo concluso. A tutti, per quel che ne rimane, una buona serata.